prosciutto e semi di sesamo. La pezzatura è 60 grammi. In alto trovate il link per la ricetta dell'impasto. Adesso spennelliamo con lo strutto la teglia. Lasciamo lievitare per un'oretta. Uniamo il tuorlo con il latte. Abbiamo fatto lievitare per un'altra ora. Adesso passiamo il tuorlo con il latte sul pezzo di rosticceria. Prima di infornarlo, tagliamo i pezzi. Adesso mettiamo in forno a 160 gradi per un quarto d'ora. I nostri forno con wuster sono pronti. Di seguito troverete il link per fare altri pezzi di